quindi dei nostri avi che riesplode e si avvicina ancora di più a questi bellissimi valli targati capoluogo della provincia, quindi a Nuoro, al suo gruppo ortobene, a Giovanni Mariani. Adesso vi fate un applauso, ecco, 16 anni. Io ho detto questo pomeriggio, tu hai 15 anni, no, ne ho 16, beh, la differenza è tanta. Ballo Tundu e la festa Ponni continua.
impulso d'animo che attrae il ballo identitario del gruppo folk ortomene di Nuoro. Ci regalano ancora una bella perla con il secondo ballo, che è una danza anche questa molto tipica, un ballo di corteggiamento come si usava fare tanti anni fa nelle piazze della nostra isola, che poi piano piano è andato in disuso, anzi ce lo siamo proprio scordati. Sa danza. Dai ritmi della vita, il ballo della tradizione, quello che non muore mai, che splende sempre all'interno
delle nostre feste, il gruppo folk Ortomene di Nuoro. Ivan, vogliamo ricordare l'appuntamento e la data soprattutto di quella che è la festa sì di tutti i nuoresi, ma è la festa dei colori, della bellezza, dello splendore, degli abiti della nostra isola. 25 agosto, Redentore a Nuoro, e 29 agosto, festa religiosa al Monte Ortonali. Vi aspettiamo naturalmente a Nuoro. Grazie, vai Giovanni Mariani, mi fa giovane organista.